Parliamo di questa unità operativa complessa che oggi viene inaugurata. Di cosa si tratta e quale sarà il beneficio anche per la nostra città? Viene inaugurata un'unità operativa complessa che è storica e ha ben lavorato nel nostro ospedale. Il problema di questo ospedale e di tutti gli ospedali dove ho lavorato io è che quando cerchi delle stanze o quando cerchi una nuova riallocazione non la trovi mai. Il merito del dottore Crapanzana e di tutto il gruppo che ha lavorato con lui è quello di martellare la direzione per poter convincere che ci sono delle cose che vanno premiate, che vanno valorizzate. Noi abbiamo un gruppo di fisiati, un gruppo di riabilitatori che sono di alto livello. Li abbiamo costretti a lavorare in maniera angusta. Ora, prima cosa, siamo riusciti a trovare gli ambienti per poter fare in modo che danno i risultati che ci aspettiamo. Il passo successivo è dotarli delle attrezzature. Lui ha già una lista, noi abbiamo la buona intenzione, quindi nella sostanza un brevissimo riassunto può dire questo. In questo ospedale, come in altri, ci sono degli ottimi professionisti, la direzione ha il compito e il dovere di metterli in condizione di lavorare bene. Prima cosa per lavorare bene sono gli ambienti, seconda cosa le attrezzature. Il know-how e le persone ce l'abbiamo e li ringraziamo per quello che hanno fatto finora. Per le attrezzature mancanti c'è anche quella della piscina, che è un problema che... La piscina diventa un discorso un po' più complicato perché l'idrokinesiterapia è una particolare forma riabilitativa che magari vi dirà lui meglio di me, che si applica a determinate cose, che necessita di ambienti che devono essere dotati anche di strutture un po' più complicate. È una cosa che si può fare, secondo me almeno una in provincia ci deve essere e forse ce n'è una nella zona di Sciacca che io sappia, però abbiamo anche la zona delicata, quindi perché la piscina che c'è qua non può essere utilizzata? No, dobbiamo riattivarla per fare in modo che possa essere inserita in percorsi riabilitativi, però assieme a questo ci sono delle apparecchiature da comprare, da mettere in uso, quindi il primo passo l'abbiamo fatto, che è quello di oggi, adesso vediamo di continuare. Dottore Crapanzano, allora quanto è importante questa unità operativa complessa per la crescita del suo reparto? La crescita del reparto è importante, ma è altrettanto importante credo per la popolazione agrigentina, perché con il ripristino del reparto di riabilitazione abbiamo riaumentato all'originale capienza quello che è l'entità del numero di posti letto dei pazienti che è possibile ricoverare o prendere in carico di riabilitazione, e ulteriormente abbiamo restituito buona parte della dignità ai pazienti ricoverati, che ricordiamo essendo disabili necessitano di spazi, di adeguamenti strutturali e ambientali che quantomeno facciano pesare meno la loro disabilità a se stessi e a chi gli può stare intorno. E quindi è stata importante l'idea di poter ripristinare il reparto proprio per aumentare quella che è la capienza e la capacità di gestione di questi pazienti. Abbiamo adeguato i bagni alle necessità dei disabili, abbiamo creato un bagno adeguato proprio per poter lavare i pazienti all'interno del reparto, in modo tale da riuscire banalmente a fare un bagno o una doccia a pazienti che sono ricoverati per tempi che ricordiamo non essere quasi mai di 4 giorni all'interno di un ambiente ospedaliero, ma che spesso rasentano o superano addirittura le mensilità. E quindi è necessario, quando è così, restituire quel minimo di dignità e di umanità che rende effettivamente una persona essere umano e non soltanto paziente. Le richieste sono numerose, ecco, che risposte dare? Ci sono lunghe liste di attesa? Ovviamente la problematica della lista di attesa è una problematica che riguarda tutto quanto il sistema sanitario, perché la capacità di offerta non riesce mai a raggiungere la domanda e quindi va adeguata tanto la capacità di offerta quanto la effettiva risposta che si riesce a dare dal punto di vista pratico. È chiaro che anche noi facciamo la nostra parte, in questo caso aumentando la capienza dei posti letto, ma dal punto di vista pratico si dovrà gestire quella che è la domanda anche in termini di risorse umane, che sono la reale difficoltà dal punto di vista del sistema sanitario attuale. Al pronto soccorso una targa in ricordo e in memoria di un fatto di una persona specifica, dottore Zappieri. Abbiamo una collega che in quella tragedia di Ravanusa ha colpito tutti e lei ci ha perso la vita, poverina, ed era una di quelle persone appassionate, come ce ne sono altre che sono i suoi colleghi, che lavorano nonostante i disagi, nonostante il sovraccarico di lavoro nel pronto soccorso per dare una risposta a tutte le persone che hanno l'unico punto di approdo che è il pronto soccorso. Per fare quello ci vuole tanta passione, ci vuole tanto garbo, tanta competenza. La cosa bella che noi oggi facciamo assieme alla famiglia, che ringraziamo per questo, è di fare in modo che il ricordo
di questa passione, di questa competenza, di questa gentilezza non siano finiti, perché noi siamo quello che riusciamo a lasciare a coloro che rimangono, e in questo caso della collega rimane il suo esempio. Questo per noi rappresenta un momento particolarmente importante. Scusate, mi ero promessa di non emozionarmi, ma è impossibile. Selene per noi, per me, per tutti, non è mai andata via. Selene vive con noi, Selene lavora con noi, Selene affronta il quotidiano con noi. Io la sento vicina sempre. Si sono anche loro uniti in questa nostra Mission Impossible, chiamiamola così. Glielo dovevamo perché siamo entrate in un periodo in cui sconoscevamo il nemico, lottavamo tutti assieme. Questi corridoi erano diventati ormai per noi famiglia, casa.